Salve, oggi vi farò vedere la cromatografia su carta, che è un metodo per separare i componenti di alcune sostanze. Ci servirà alcol, un contenitore di vetro, della carta da filtro e 3 pennarelli di 3 colori diversi. Io ho preso verde, viola e nero. Mettete un po' di alcol nel contenitore di vetro. Poi fate 3 puntini sulla carta da filtro. Stanno attenti di stare sui 2 cm dal bordo. Poi immergete la carta da filtro nell'alcol. Dopo qualche minuto otterremo questo risultato. Queste 2 cartine sono alcune che ho già fatto. E questo è il nero, questo è il verde e questo dovrebbe essere il verde.